Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie a Radio Libertà, grazie al regista. Oggi siamo qui con la nostra trasmissione dalle 11 alle 12, Filo Diretto, che si tratta come base di discussione in riferimento al codice della strada per quanto riguarda la mobilità, l'assicurazione e la sicurezza. E visto quello che è capitato in questi giorni, causa anche il tempo, eccetera, abbiamo appunto problemi per quanto riguarda la mobilità, l'assicurazione, la viabilità, le strade, eccetera. Noi siamo un'associazione di volontari professionisti al servizio del cittadino, cioè chi ha dei problemi, chi ha delle necessità, chi vuole avere delle informazioni, ci chiama e noi siamo presenti a Lole in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16 per la disponibilità nei confronti di chi ha bisogno. Potete chiamare il 328 07 15 232 oppure mandare le email, se volete mandarci delle richieste così, a rapportisociali@libero.it. Per quanto riguarda invece la trasmissione di oggi, con me ci sarà, come ormai fa parte della grande famiglia, l'architetto Arturo Calligaro, il quale parlerà da esperto come architetto, come professionista, e da tecnico politico, perché è il personaggio politico principale che abbiamo nella cittadina di Moncalieri e quindi del Piemonte e di Torino. Noi siamo a disposizione per quanto riguarda quello che sta capitando. Nello stesso tempo, chi volesse chiamare la radio potrebbe, se trova la disponibilità, può fare lo 02 92 94 72 22 oppure inviare dei messaggi alla radio 340 67 09 659. So che Arturo è in collegamento e quindi lo ringrazio, e poi dopo abbiamo la trasmissione a nostra disposizione. Vorrei dirgli che tratteremo appunto le problematiche tipo quella di stanotte e di ieri sera per quanto riguarda Torino e quindi anche Moncalieri, per le piogge che hanno allagato così tanto le ceppe. La gente sta continuando a chiederci: Arturo, come mai le strade sono così ridotte? Come mai quando piove addirittura c'è il pericolo che, come è capitato, alberi, buchi nelle strade eccetera creano danni e quindi la gente ci lascia la pelle. Comunque per adesso ti faccio il benvenuto Arturo e poi ti leggerò un po' le due righe che riguardano appunto anche gli incendi che si sono verificati causati proprio da questi incidenti e da queste brutte temperature che stiamo vivendo. Ciao Arturo, benvenuto, a te la parola, vai. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla nostra radio e al nostro regista che ci consente questo collegamento. Sì, purtroppo oramai è frequente vedere gli effetti di queste piogge che si manifestano in questi ultimi tempi nel periodo estivo. Molti attribuiscono, e forse in parte sarà vero, al cambiamento climatico, ma purtroppo nelle nostre città è quello che è il maggiore responsabile di quei danni che racconti tu, sono proprio le amministrazioni che, anziché curare e fare una manutenzione alle strade, al verde o quant'altro, dedicano l'attenzione verso altri temi, no? Nelle nostre città, Torino, Moncalieri, che sono amministrati da una certa parte politica, lo vediamo tutti i giorni come per loro questo non venga considerato una priorità. C'è da dire che a fronte dei morti che ci sono stati a Torino,
la settimana scorsa il sindaco ha in qualche modo ripreso gli assessori. Non vorrei che questo fosse solo un'operazione di facciata che poi si risolvesse in un nulla di fatto, ma resta il fatto che gli investimenti che dovrebbero essere fatti per la manutenzione stradale e soprattutto il controllo poi dei lavori fatti in sede stradale dovrebbe essere più puntuale, più finanziato dalle amministrazioni. Mentre noi vediamo le nostre strade che spesso vengono attraversate da sottoservizi che durano, lavori che durano mesi e mesi e poi lasciano il manto stradale in una maniera disastrosa. Noi a Torino ne sappiamo qualcosa, a Moncalieri anche, però è chiaro se l'interesse delle amministrazioni non è quello di tutelare la circolazione automobiliare, no, loro bisogna dire che ufficialmente sono per la sicurezza, quindi per farci viaggiare sicuri ci piazzano i semafori che riprendono il rosso, ci piazzano gli autovelox e tutte queste diavolerie che portano un po' di soldi e fanno un po' di cassa senza colpo ferire. Per cui capisci che in alcune realtà, Moncalieri tra queste, non abbiamo i soldi neppure per tagliare l'erba sui bordi delle strade. Noi abbiamo strade a 2 corsie che si sono ridotti ad essere a una corsia perché oramai la vegetazione ha preso possesso anche della sede stradale. Tutto questo è risaputo dall'amministrazione, però si mascherano, si nascondono dietro il dito delle procedure burocratiche perché la ditta che aveva preso l'appalto non riesce. Tutte queste storie che in Italia siamo abituati a vedere quando si parla di lavori dell'amministrazione pubblica. Non vi è, almeno vi sono i collaudi degli attraversamenti delle opere pubbliche, della manutenzione del manto stradale, però stranamente dopo pochi mesi che sono stati fatti i lavori in quelle zone lì si verificano quello che raccontavi tu, la creazione di buche che sono pericolose sia per le autovetture sia anche per le biciclette, i monopattini o quant'altro, e in alcuni casi anche per la circolazione dei pedoni. Allora noi viviamo questa realtà dove è comodo dare la responsabilità ai fenomeni atmosferici, il cambio del clima, non bisogna più usare le automobili, solo quelle elettriche, e quindi tutto questo fa il gioco, nascondendo le responsabilità delle amministrazioni, fa il gioco di chi vuole portarci a impedire la circolazione stradale. Senza tenere conto il problema, scusa, dobbiamo farlo perché la trasmissione di questa è in diretta, perché qui la risposta che tu darai è, qui dice la rete di drenaggio della città è stata dimensionata e realizzata una 60ina di anni fa, quando i parametri che si utilizzavano erano completamente diversi, perché con l'effetto dei cambiamenti climatici i fenomeni piovosi sono sempre più estremi. Perché te lo dico? Perché tu hai più di 30 anni che sei lì, quindi queste cose le sai a memoria. Quindi se hai 60 anni voi soldi li hai sempre presi. Quindi tendono a essere più ravvicinati nel tempo e di notevolissima intensità. Con SMAT stiamo lavorando, e tu spiegherai cos'è, per adeguare i tratti più critici, perché guarda un po', la zona di Corso Moncalieri, per esempio, è stata oggetto di allagamento in quella zona. Le caditoie erano state pulite a mezzogiorno, all'ora di pranzo, ma il trasporto di fogliame ha otturato nuovamente quei punti in poche decine di minuti. Cioè, tu mi pulisci le strade, lasci tutto ai lati e poi quando 10 minuti dopo piove queste sporcizie vanno dentro nelle tubature. E questo è il problema. Cioè, manca la serietà, la competenza, la capacità di fare, perché c'è stato anche il tema legato ai danni, perché in merito
alle numerose segnalazioni, e tu lo sai che vengono da noi, no? Di danni, è stato chiesto alla Regione, che fa da tramite con il governo, se siano previste degli ristori, cioè dei recuperi. Quindi dalle forme di risanamento anche la città ha avuto parecchi danni in termini di arredi, ma anche voi boccanieri, impianti semaforici e di illuminazione. Quindi ci sembrava opportuno fare una richiesta vista l'entità del danno. Tu cosa dici? Che è giusto che noi chiediamo ai cittadini di segnalarci come stanno le situazioni, perché delle situazioni critiche, per poterli aiutare? Questo è uno dei punti ai quali tu puoi rispondere, perché conosci veramente il territorio, la zona e le cause. Ecco perché ti ho letto queste 2 righe, perché riguardano proprio quello che è successo 3 giorni fa. Che ne dici, Arturo? Sì, e questo che racconti tu è il frutto anche di scelte fatte a monte, scelte industriali per la raccolta rifiuti, no? Dei progetti industriali. Noi vediamo che oramai la figura, non chiamiamolo spazzino, ma dell'operatore ecologico, è una figura che oramai si vede raramente in giro per la città, che era quello che in qualche modo impediva quello che racconti tu, no? Spazzava le foglie, le raccoglieva e le portava via. Adesso abbiamo i sistemi meccanizzati di pulizia delle strade, quindi le macchine che passano di notte nelle zone dove viene messo il divieto di sosta, dove passano queste macchine, per cui se c'è una macchina che impedisce magari la pulizia di un tratto stradale, quel tratto non viene pulito, viene levata la contravvenzione all'autovettura del poveraccio che di notte si è dimenticato di spostare la macchina e la coscienza è a posto. Però il problema è a monte. Si è cercato di privatizzare tutti i servizi, anche quelli essenziali. Abbiamo avuto delle leggi che proprio sulla spinta della esternalizzazione, come si chiama, e quindi non eseguire più i lavori da dipendenti comunali, ma darli a ditte esterne, quindi quasi sempre cooperative, stranamente sono sempre cooperative, e quindi non abbiamo più il controllo di quello che svolgono queste cooperative, perché si fanno gli appalti, si danno gli incarichi, si firmano i contratti, dove sul contratto c'è un'azione di controllo su chi svolge il lavoro, ma questa azione di controllo, come in tutti gli altri elementi dell'amministrazione, non viene mai effettuata, come non viene effettuato un controllo della circolazione stradale, ma solamente tramite le apparecchiature elettroniche. Anche in questo contesto non c'è più chi controlla, per cui chi svolge la pulizia delle strade in tutti i comuni non viene controllato da nessuno. Generalmente viene controllato dai consorzi, dai vari consorzi, che dovrebbero avere quel personale che va in giro a controllare questo, controllare che la gente esegua una raccolta differenziata corretta, quindi tutti quelli e delle varie sanzioni a chi non effettua una raccolta differenziata corretta. Questo io non ho notizia di sanzioni elevate per queste cose, come sono molto rare le sanzioni applicate dai consorzi alle ditte che svolgono la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti, nonostante le nostre città non siano un esempio di pulizia per i turisti. Per cui è un sistema che dovrebbe essere rivisto sia in questo contesto sia nella legge della raccolta rifiuti, perché poi gli effetti si verificano e ricadono sulle spalle dei cittadini, causando i danni. Allora c'era l'adagio che diceva è meglio prevenire che curare. Nel nostro paese non si fa prevenzione in questo contesto con la pulizia delle caditoie, con il potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane. Adesso si sta facendo qualche lavoro, l'autostrada delle acque che stanno realizzando e che blocca parti della città
e che raddoppiano il collettore costruito negli anni 70. Però questi investimenti vanno a rilento, non si fanno le opere minute e quindi non si assumono operatori ecologici che possono avere anche loro il controllo della situazione. Si arriva a questo quando si verificano poi dei danni, allora ci si accorge che forse è meglio fare la prevenzione, come in caso di terremoti, di frane, di dissesti idrogeologici. Tutti parlano di prevenzione, però se ne parla, non si mettono le risorse per farla, e abbiamo visto come in alcuni casi anche le iniziative per arrivare a fare questa prevenzione siano state in qualche modo fallimentari, perché poi subentra la burocrazia, subentra chi in qualche modo ne approfitta e abbiamo questa situazione. Ritornando alle nostre amministrazioni, tu lo sai benissimo che il problema loro ultimo è quello della circolazione stradale, se non quando si verificano degli episodi come quelli che raccontavi tu. Allora sono subito pronti a chiedere lo stato di calamità naturale, quando si sa benissimo che oramai piove di più e quindi bisognerebbe adottare quelle iniziative per far sì che non si verifichino gli episodi. Abbiamo delle opere di salvaguardia idraulica che sono iniziate dopo le alluvioni del 2000 e che sono ancora da terminare. Abbiamo alcune zone della città che se piove un po' forte vanno a mollo, così come alcuni comuni, ma questo non sembra interessare alle amministrazioni locali, che non fanno richiesta sia al governo di snellire la burocrazia, perché se noi dall'appalto aggiudicato per un lavoro dopo la progettazione alla realizzazione si hanno dei tempi come quello del sottopassaggio del Lingotto o come altre chiusure come quella di Corso Maroncelli, ebbene si capisce come mai la circolazione viene stravolta e come anche questo fatto incida proprio come conseguenza degli effetti atmosferici. No? Tu nella tua zona, anche dove abiti, lo sai benissimo che non viene effettuata una raccolta capillare puntuale dell'erba, soprattutto in zone come la tua, che sei vicino a un parco e quindi la presenza di foglie, soprattutto in autunno. Adesso in autunno vorrò vedere cosa succederà con la caduta delle foglie dei viali di Torino e dei comuni limitrofi, cosa faremo. Magari... Tu calcola che abbiamo il parco del Valentino, quindi e lì hai visto anche alberi, piante, foglie, tutto pieno, perché quando c'è il tempo che giustamente fa, anche lì non puoi neanche più andare a piedi, non solo in macchina, in moto, in bicicletta, anche a piedi è pericoloso, perché questi qui sono talmente roba e nessuno la va a ritirare, nessuno la va a pulire, e causano poi dei danni e abbiamo sempre gente infortunata, gente poi insomma magari il ragazzo no, però visto che il parco del Valentino non è una cosa piccola, lo dicevi anche tu, è uno dei più grandi, uno di Torino è anche conosciuto, è lì che c'è il più grande casino di questo disastro, e più il tempo va avanti così e peggio è, perché anche quando poi c'è il gran caldo è ancora peggio, perché poi quelle foglie lì si asciugano, diventano secche e diventano quasi come polvere, e quella lì quando si accumula dove ci sono gli scarichi, dimmi tu cosa può succedere, te ne rendi conto che tu in tutto il corso massimo, no? Quello che da Torino arriva al tuo paese via Bucaniere la cittadina. Poi abbiamo anche l'altro argomento, caro Arturo, a parte la risposta a questo, che tu ami molto per quanto riguarda i motori elettrici. Ricordati che l'altro giorno a Borgo Vittoria un monopattino, la batteria, ha preso fuoco
e ha provocato in Roma un cortocircuito di monopattino elettrico e quindi il caseggiato ne ha pagato le spese. Pensa se tutti nei propri garage avessero qualcuno, cosa succede quando scatta una cosa del genere. E l'altro tuo amico che tu conosci benissimo, con un suo monopattino andava seduto come fosse in macchina e si è preso una multa da 6.000 euro con sequestro del mezzo, perché gli hanno detto, spiegaglielo bene, che a Trieste per un trentenne di origini asiatiche, ma non è critica o fare cattiveria, dire a chi è capitato, mentre sfrecciava su monopattino elettrico è stato fermato dalla polizia. Il motivo non consentiva motore potenziato e sedile installato, hanno trasformato il curioso esemplare in un vero e proprio ciclomotore. 6.000 euro il sequestro del veicolo, non più rientrante nella categoria dei mezzi leggeri. Per guidarlo serviva una patente e il casco. Cioè è un po' quello che tu stai dicendo da tempo e che continuiamo a insistere proprio come responsabili dell'Automoto Club Padania, eppure la gente ci ascolta, ci sentono, ma nessuno prende atto, nessuno interviene e queste cose succedono. Non è successo tanto tempo fa, Arturo, è successo il 4 settembre, mi pare che era qualche giorno fa. Che ne dici? Sia di quello dell'appartamento, sia di questo signore che va in giro come fosse una macchina. Un tuo parere anche su questo? Poi andiamo sull'altro perché c'è anche la Corea, quello che dice. Nella seconda parte ti spiego cosa stanno dicendo. Che ne dici di queste due cose, Arturo? Perché la gente mi chiede di dare risposte, che risposte gli do? Sì, è il solito problema che in Italia si varano delle norme draconiane, poi non c'è nessuno che le faccia osservare, no? Se non tramite strumenti elettronici informatici. Quello che racconti tu è un caso, ma quanti altri casi ci sono e quanti controlli vediamo delle pattuglie della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri su questi mezzi? Io non ho mai visto nessuno fermare uno di questi mezzi e controllarlo, come le biciclette elettriche che raggiungono velocità, quello che raccontiamo noi, raggiungono velocità elevate che da codice non potrebbero raggiungere. Eppure, ma tu qualche controllo lo vedi? Cioè gli unici controlli che vengono fatti in Italia sono quelli tramite gli strumenti e le apparecchiature elettroniche. Quando magari i motorini o le biciclette elettriche avranno la targa, potranno essere controllati anche loro. Se no, i controllati sono sempre i soliti, perché oramai il presidio del territorio viene ritenuto per una certa parte politica come una militarizzazione. Cioè se si fanno le ronde in zone con qualche problema di sicurezza viene subito la giustizia fai da te, e vediamo le nostre città come sono ridotte, no? Per il fatto di non avere uomini e mezzi e non investire nella sicurezza, allora basta mettere le telecamere e quindi sapere poi chi ha commesso il reato, no? Cioè non si cerca quello che si diceva prima, la prevenzione, ma poi andare a reprimere chi ha commesso il reato, se si può reprimere, perché molti reati, lo sappiamo benissimo, sono fatti da gente che sono in qualche modo frequentatori delle patrie galere. Poi con la situazione delle carceri, la situazione attuale delle carceri sovraffollate, figurati se uno che commette un reato stradale o un'infrazione va mai a finire in carcere, no? Poi oltretutto non avendo né targa né identificativo, quel mezzo viene sequestrato, ma bisogna poi risalire a chi è il proprietario. Se chi lo guidava dice non era mio, ma era di mio cugino o di qualcun altro, è chiaro che poi non avendo un registro non si riesce a risalire neanche alla proprietà di questi mezzi. E purtroppo l'attualità è quella che fa emergere quei problemi. Ci sono stati dei fatti
luttuosi, ci sono stati dei morti, degli incidenti che hanno provocato morti, ecco che allora l'opinione pubblica si sveglia e di conseguenza anche la politica poi prende attenzione in questi fatti. Noi vediamo, e lo vediamo nelle nostre città, non solo Torino ma nelle città periferiche, che le piste ciclabili sono quasi vuote, non c'è mai nessuno, perché chi fa ciclismo e quindi lo fa per diletto, perché la mobilità su due ruote è molto minoritaria, è molto rara, no? Con il clima che c'è nelle nostre città, quindi abbiamo realizzato delle piste ciclabili spendendo i soldi di tutti per poche persone che possono, perché non dico che è una scelta, possono usare la bicicletta. La bicicletta viene usata per diletto, quindi quelli che la usano per diletto e basta girare per le nostre strade, li vedi che non usano neanche la pista ciclabile, perché quando c'è preferiscono non avere a che fare con monopattini ma sfrecciare veloci sulle strade normali, quindi te li ritrovi davanti su una strada dove magari è stata realizzata anche la pista ciclabile. Venendo a None, ritornando a noi, la strada che facciamo per raggiungere il nostro ufficio a None è una strada statale dove hanno realizzato una pista ciclabile a margine di questa strada, hanno realizzato dei ponti sui torrenti che sono costati abbastanza, perché sono anche delle opere d'arte fatte bene. Arturo, diamo lo spazio per la pubblicità un minuto, poi riprendiamo, che abbiamo anche altri argomenti. Diamo la parola allo studio, grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Luigi, a te la linea. Grazie, riprendiamo. Comunque Arturo, siccome si sta parlando di auto elettriche e tu lo conosci benissimo questo tema e lo stavi trattando, eccetera, ma guarda un po' cosa dicono per esempio quelli che già operano. La Corea ha convocato una riunione di urgenza, ma per quale motivo? Perché dice che il caso della Mercedes ha preso fuoco in Corea del Sud e continua a far discutere. Quindi guarda un po' gli ultimi aggiornamenti che poi tu spiegherai. Sono passate appena un paio di settimane. Questo perché? Perché qui si sta pensando che nel 2035, mi pare di aver capito, vogliono che funzionino solo auto elettriche. Noi qui nel 24 stiamo parlando di monopattini, di biciclette elettriche, di cosettine ancora piccole, ma se abbiamo 20 milioni di vetture così poi non so. Allora, sono passate appena un paio di settimane dal caso della Mercedes che improvvisamente ha preso fuoco in un parcheggio sotterraneo, cioè perché prendono fuoco quando sono lì da sole, molte volte anche con la gente sopra, ma lì creano disastri. Cioè, guarda, io meglio che lo spieghi tu. Tutto ruota intorno alla sicurezza delle auto elettriche e i rischi legati a incendi improvvisi di alcuni componenti. Possibile che chi fa queste cose non conosca quali sono i componenti, le cause o come mai succedono queste cose? E in particolare del pacco batterie principale indiziato per caso registrato in Corea. Il governo locale ha avviato una riunione di urgenza anche con l'obiettivo di andare a varare un nuovo regolamento più restrittivo e trasparenza, cioè fanno le cose un tanto al chilo, poi quando succedono le stragi forse cercano di fare qualcosa. Qui dice le elettriche sul banco degli imputati e questo caso quindi della Mercedes che ha danneggiato, Arturo, oltre 70 veicoli. Da fonti locali aggiornate parlano di oltre 140 veicoli danneggiati dalle fiamme in modo più o meno grave. Quindi
Nel corso delle prossime settimane il governo incontrerà i principali produttori del settore delle quattro ruote del gruppo di casa Hyundai Motor e Volkswagen. Quindi, come vedi, chiaramente il nome del produttore delle batterie utilizzate nelle auto elettriche, in modo da incrementare la trasparenza in merito a un componente chiave per le vetture a zero emissioni, io non so cosa voglia dire. E poi la Mercedes, anche lei dice, Mercedes Corea, la divisione coreana del gruppo tedesco ha chiarito che la EQE, che ha generato l'incendio, utilizzava, Arturo, delle batterie prodotte da Farasis Energy, cioè un costruttore cinese che sta registrando una rapida ascesa sul mercato delle batterie, quelli che abbiamo anche noi in Italia, a Torino e in giro. Molto probabilmente la casa cinese sarà ora chiamata a fornire informazioni aggiuntive. Come detto in precedenza, le indagini sono ancora in corso, ma il governo coreano intende agire rapidamente anche considerando l'eco immediato del caso. Cioè, a questo punto, tu come tecnico, come esperto, come professionista, che ne dici di questa storia? Perché qui è grave, succede in Corea, ma noi anche qui in Italia, anche qui a Torino, anche qui a Boccalieri, no? Che ne dici? È una cosa molto seria o no? È una cosa seria perché è un fatto imprevisto e inaspettato, perché nessuno immaginava che le batterie delle auto elettriche potessero andare incontro a questi fenomeni. La tecnologia si è molto raffinata, però anche nella tecnologia succede l'imprevisto. Non era stato valutato questo effetto delle batterie elettriche, quindi fin quando non succederà, perché anche in questo contesto un fatto luttuoso dove purtroppo ci rimetterà la vita qualcuno, nessun governo prenderà provvedimenti, perché non ha l'alibi per poter in qualche modo imporre a una potenza economica come la Cina alcune indicazioni, alcuni indirizzi. L'abbiamo visto adesso sul caso delle importazioni delle auto elettriche. La Cina, visto che sono stati aumentati di poco i dazi per le loro autovetture, cosa ha fatto? Ha subito minacciato di mettere i dazi su altri prodotti italiani, quindi le economie occidentali e le economie di questa Europa, che dovrebbe in qualche modo essere un gigante economico, si è subito preoccupata, no? Perché oramai è la Cina che detta le norme, detta le leggi, e quindi ci impone la loro tecnologia e la loro industria, no? Noi non siamo stati capaci di affrancarci da questo dominio e purtroppo dobbiamo subirne le conseguenze. Se marchi storici come Volkswagen e come altri, Volkswagen perché ha avuto questo caso, sono costretti a essere condizionati dei prodotti cinesi, vuol dire che la nostra economia oramai non esiste più, e lo vediamo anche in Germania, dove la Volkswagen minaccia di chiudere alcuni stabilimenti, no? Purtroppo l'ideologia ha condizionato le leggi dell'economia. Una volta si diceva che era l'economia che condizionava la politica, invece in questo caso è l'ideologia che ha condizionato l'economia. E lo vediamo in Europa, no? Noi abbiamo, come dicevi tu, nel 2035 il divieto di produrre autovetture con motore termico, mentre tutto il resto del mondo, che oramai ha un'economia notevolmente superiore a quella europea, non ha questa norma. Oramai siamo diventati marginali. I paesi BRICS, quelli chiamati BRICS, che cresceranno come economia, e già adesso alcune economie sono molto più forti di quella di tutta l'Europa. Quindi capite che se noi partiamo come continente a cercare di imporre le nostre scelte ideologiche, andiamo incontro a una guerra già persa. Questi fenomeni sono il frutto di queste scelte. Noi abbiamo in Europa gente che pensa alla fine del mondo, non pensando che invece gli europei devono pensare alla fine del mese, no? Quindi noi pensiamo alle grosse scelte
e poi penalizziamo le nostre industrie, le nostre attività economiche che vengono comprate a poco prezzo poi da imprenditori stranieri. Noi in Italia siamo un esempio lampante. Purtroppo c'è questa sudditanza, soprattutto queste cose sono scomode, non si possono dire, e la dimostrazione è che questa Europa così com'è non funziona, no? Cioè, noi non possiamo imporre di tagliarci noi, cioè di farci male con le nostre stesse mani, quando questo problema ambientale non è solo dell'Europa, perché l'Europa è produttrice solo dell'8 o del 9% dell'emissione dell'anidride carbonica, ammesso che sia questo che condiziona la modifica del clima. Quindi ho visto un filmato solo ieri sera di Marchionne, che era uno che ci vedeva a lungo e che diceva che l'auto elettrica non è la soluzione della mobilità, non è la soluzione della mobilità per il nostro paese e per l'Europa, anche perché appunto quando si parla di veicoli emissioni zero, non vuol dire che è un veicolo che non usa e non ha un impatto sull'effetto serra col CO2, perché vuol dire solo che questo veicolo non emette, perché qualcun altro produce l'energia che questo veicolo usa e emette, ha un impatto da un'altra parte, no? Viene inquinato se questa energia viene prodotta da combustibili fossili, anzi c'è ancora un dispendio di energia per portarla dal luogo di produzione all'autovettura con tutto quello che ne consegue. Purtroppo non c'è una tecnologia ancora adeguata a far sì che la mobilità elettrica diventi quella principale. Non abbiamo le centrali, parlo per l'Italia, non abbiamo le centrali nucleari che potrebbero produrre energia a impatto zero, no? Quelle sì, effettivamente sono a impatto zero sulla produzione di CO2 perché non producono CO2. Abbiamo le risorse di impianti idroelettrici che molti sono fermi perché non hanno la manutenzione o quant'altro, ed è notizia anche questa tanto dei giornali di come alcuni bacini non vengono utilizzati perché non viene fatta la manutenzione, poiché questi bacini servono anche per l'irrigazione nelle zone aride del nostro paese. Sarebbero il toccasana, no? Avere delle risorse di... Ma anche in questo contesto non si investe, perché chi spinge per la mobilità a emissioni zero, quindi quella elettrica, sono quelli che poi magari girano in Europa a distribuire valigie piene di euro, no? L'abbiamo visto, no? Non è un caso molto lontano. Quindi capite che se le scelte vengono fatte con una motivazione ideologica, vengono favorite alcune scelte industriali e alcune industrie, che guarda caso in questo contesto sono tutte appartenenti al gigante cinese. Quindi siamo noi stessi che andiamo a mettere la testa nel cappio del gigante cinese senza cercare alternative. Per cui il problema delle batterie che prendono fuoco è un problema che noi dobbiamo subire, perché la Mercedes oramai ha la produzione delle batterie per le sue autovetture. In Cina c'è una ditta cinese che le produce, non le produce né la Germania né l'Italia, e la Cina le produce per quasi tutto il mondo, per cui non possiamo fare nulla, siamo inermi, dobbiamo subire, siamo oramai stati colonizzati dall'economia cinese, manca solo che, e fra un po' ci sarà, che abbiamo lo stesso governo cinese, quindi anche noi in Europa dovremmo adeguarci al sistema anche politico cinese. Io non me lo auguro, però le indicazioni sono quelle, no? La nostra classe politica si è dimostrata incapace di affrontare queste scelte e soprattutto garantire il lavoro, garantire una qualità della vita decente ai nostri concittadini,
è chiaro che poi o la gente non va a votare o poi si dovrà cambiare modello politico per adeguarlo alle esigenze commerciali. E quindi qui sta dicendo anche un'altra cosa, Arturo, perché qui dice che rallenta l'elettrica e cresce l'ibrido, però la flessione, come dicono loro, dei mezzi a benzina e diesel sono scesi dal 50% al 46%. Poi dice che fra i brand perdono quota Fiat, meno 25,6%, Alfa Romeo meno 21,9%, Maserati meno 48%, e in calo anche la Renault meno 1,7%. In crescita invece, qui dice, per quanto riguarda l'ibrido, la Toyota più 21,9%, BMW più 2,8% e Mercedes. Perché ti ho detto questo? Perché oltre ad avere una risposta su questo, c'è il nuovo motore Toyota che metterà fine alle auto elettriche. È una domanda, alle auto elettriche. Il nuovo motore che era Toyota metterà fine all'era delle auto elettriche. Come spesso accade, si distingue per essere sempre in prima fila la Toyota, quando si tratta di lanciare nuove tecnologie, mantenendosi sempre un passo avanti, specialmente in termini di praticità. Come vi abbiamo scritto in altre occasioni, ex CEO e attuale presidente della casa nipponica, ha recentemente annunciato l'arrivo di un motore rivoluzionario sviluppato dalla sua stessa azienda, destinato a cambiare profondamente il settore dei veicoli elettrici. E qui siamo ancora prima del 2035, siamo nel 2024. Quindi davvero il nuovo motore, quindi chi dice metterà fine all'era delle auto elettriche, perché la notizia continua a far discutere. Non solo, ma anche se ormai risale a qualche mese fa, Toyota ha presentato un motore a combustione interna alimentato a idrogeno, se poi puoi spiegare. Questa nuova tecnologia potrebbe segnare il declino del motore elettrico a batteria rendendolo superato? Poi l'idrogeno, che potrebbe rivelarsi una valida alternativa, ma la sua adozione comporta investimenti rilevanti e un ripensamento delle infrastrutture esistenti. La questione rimane quindi sospeso e solo il tempo potrà indicare quale sarà la soluzione più efficace per una mobilità veramente sostenibile, perché noi trasmettiamo, diciamo, i pro e i contro. Se chi ci ascolta prendesse atto potrebbe poi decidere. Che mi dici? Secondo Toyota, focalizzarsi esclusivamente sull'elettrico potrebbe causare problemi energetici, e tu sei un esperto, poiché molti paesi potrebbero non essere in grado di generare abbastanza energia per sostenere un intero parco auto elettrico. Poi nel video che vi proponiamo viene spiegato nel dettaglio in cosa consiste esattamente la tecnologia alla base dell'innovativo motore ibrido annunciato nei mesi scorsi dal presidente Toyota. Penso che siano due cose interessanti, Arturo, che ne dici? Sì, sono tutte, io le giudico soluzioni di ripiego che in qualche modo devono dare risposta a questa nuova ideologia verde. Allora, il motore ibrido, la macchina ibrica, come sappiamo tutti quanti, ha due motori, ha un motore elettrico e un motore termico, ha delle batterie di accumulo, quindi il veicolo aumenta di peso perché ha due forme di trazione, no? Ha due motori, per cui la fisica, le leggi della fisica valgono ancora, quindi se tu devi muovere più peso, e notevolmente più peso, consumi di più. Allora, io non lo so adesso nel dettaglio il motore ibrido della Toyota, come sarà alimentato o che performance avrà, però penso che non possa superare le leggi della fisica. Quindi se io porto in giro una autovettura che pesa 1000, consumerò
in proporzione per 1000. Se porto in giro un'autovettura che pesa 1500, vorrà dire che il mio consumo sarà il 50% in più. Allora, questa è una legge fisica, quindi di fronte a questa legge no. Che poi si studi il modo di efficientare il rendimento termico degli autoveicoli, capite che se si riuscisse ad efficientare adesso senza avere bisogno dell'elettrico e dell'ibrido sarebbe un vantaggio, quindi potendo magari imporre delle norme per creare e realizzare motori che inquinino di meno e che consumino di meno, quindi incentivare tutta la nostra storia tecnologica, tutta la nostra professionalità dell'Europa sul motore termico a portare questi risultati, o anche la tecnologia giapponese, perché nel motore elettrico tutta questa esperienza tecnologica viene buttata all'ortiche. L'idrogeno è un combustibile che è molto pericoloso da usare. Adesso c'è stato l'anniversario della tragedia di Marcinelle, dove è scoppiata una miniera. Lì era il metano, però l'idrogeno è molto unito al metano, no? Quindi anche il metano non inquinava, abbiamo fatto le reti della nostra città. L'idrogeno non si trova in natura, quindi bisogna produrlo, non è come il metano, non è come il petrolio. L'idrogeno bisogna produrlo, per produrre l'idrogeno occorre energia e quindi l'idrogeno è solo un veicolo di energia. È come se fossero i fili di un motore elettrico, no? Bisogna produrre l'idrogeno da qualche parte, stoccarlo, portarlo, trasferirlo, e l'idrogeno per portarlo ha necessità di serbatoi molto pesanti, perché per renderlo liquido bisogna scendere a temperature e pressioni notevoli, no? Non è come il metano che anche quello, essendo un gas, però ha dei limiti di temperatura e di pressione molto minori che non l'idrogeno, per cui bisogna vedere se non si appesantiscono i veicoli con l'idrogeno per avere questi serbatoi che sono molto pesanti e che quindi per portarli in giro hanno necessità di energia. Bisogna fare un calcolo ambientale su tutto il processo, no? Non solo sull'effetto finale delle emissioni zero, perché queste emissioni zero poi ci sono nei centri delle città, ma non dove si produce o l'idrogeno o l'energia elettrica. Si sposta solo il problema. Oltretutto alcuni mezzi, tipo i pullman, tipo gli autotreni e i tir, hanno consumi elevati. Con il gasolio si riesce a controllare. Se noi andiamo ad appesantire ulteriormente questi mezzi, diventa antieconomico poi farli girare, perché molta dell'energia che bisogna mettere in questi mezzi andrà consumata per trasportare il mezzo, non le merci o le persone, per cui bisogna vedere se nel bilancio ambientale è conveniente o meno. Adesso bisognerà approfondire quello che ha fatto Toyota, perché io penso che con l'ibrido non si riuscirà a sopperire al problema che dicevi tu inizialmente delle batterie, perché anche le macchine ibride hanno delle batterie, per cui sarà da approfondire. Per adesso è una scelta, però diciamo che siamo solo noi che abbiamo imposto il termine del 2035. In altre parti del mondo, come vedi, si sviluppano altre tecnologie e che in qualche modo faranno crescere, se sono vincenti, faranno crescere quell'economia. Invece noi ci limitiamo a far crescere l'economia cinese. Io non so cosa ne dici tu, Luigi. No, è giusto, però purtroppo siamo già arrivati alla fine, Arturo. Io adesso ti ringrazio di aver partecipato, poi sabato prossimo parleremo anche di altre, perché ogni giorno ci sono novità, sperando che adesso il clima cambi e che qualcosa venga modificato, perché molta gente verrà in settimana a chiedere di
di essere risarcita. A questo punto, politicamente parlando, un minuto, cosa ne dici? Un minuto e poi chiudi perché andiamo via. Il problema è che vedi, la difesa legale per il cittadino costa, deve andare da un avvocato, per l'amministrazione non costa nulla, quindi può ricorrere fino a tutti e 3 i gradi di giudizio, tanto non pagano i funzionari, quindi bisognerebbe anche modificare una norma che in caso di soccombenza poi il funzionario fosse chiamato col suo patrimonio a indennizzare. È sempre la lotta di Davide contro Golia. Molta gente per un danno di 100-200 euro non va incontro a spenderne 300-400 per andare dall'avvocato. Si può iniziare a fare una raccomandata a chiedere i danni, ma come sai l'amministrazione pubblica è ben conscia di essere dalla parte, di avere il coltello dalla parte del manico e molte volte non dà neanche risposte ai cittadini, e tu lo sai benissimo perché lo vediamo tutti i giorni. Per cui io adesso saluto gli ascoltatori, ringrazio la regia e un grosso abbraccio a te Luigi e a risentirci. Buona settimana a tutti. Grazie ancora alla nostra Radio Libertà, e noi siamo a None, in via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16 siamo a disposizione per qualunque problema. Chiamateci prima proprio per evitare che ci sia confusione al 328 07 15 232. Ringraziamo ancora il nostro regista, la nostra radio, e dando a tutti una buona giornata, una buona festa e attenzione alla circolazione. Grazie e a voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto,